Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Domenica 4 ottobre ricorrerà il primo anniversario della scomparsa dell'assistente Matteo De Menego e dell'agente scelto Pierluigi Rotta, caduti in servizio all'interno della questura di Trieste, ma domani, alla presenza del capo della polizia, si svolgerà comunque una commemorazione. Alle 9:30 il vescovo di Trieste, Monsignor Crepaldi, celebrerà una messa nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo, cui seguirà la deposizione di una corona al famedio della questura e lo scoprimento di una targa toponomastica a loro dedicata. Alle 11:30 al Teatro Verdi, cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria alla memoria con un intervento del capo della polizia. Domenica, nell'atrio principale della questura, sarà aperto dalle 8 alle 19 perché la cittadinanza renda omaggio a loro e a tutti i caduti della polizia. Domani, ha sottolineato il questore di Trieste Giuseppe Petronzi, sarà l'occasione per abbracciare le famiglie presenti unitamente alla cittadinanza e alle sue istituzioni. Un addetto al reparto movimentazione rottami dello scalo ferroviario dell'ABS di Cagnacco, alle porte di Udine, in coda a una tradotta merci, è rimasto ferito a seguito della caduta a terra. La causa, uno scontro quasi frontale tra un mezzo pesante in transito all'interno del parco e la motrice di testa al treno. Subito soccorso dai colleghi e dal personale di primo intervento dell'azienda, una volta stabilizzato dai sanitari del 118 è stato trasferito a bordo dell'ambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova tuttora ricoverato per i forti traumi subiti nel violento impatto. Le sue condizioni sono serie ma fuori pericolo di vita. A titolo precauzionale è stata fatta atterrare anche l'eliambulanza decollata dalla vicina aerobase di Campoformido. Sul luogo del sinistro anche le forze dell'ordine e gli ispettori del lavoro. Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Collio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position.